Benvenuti, bentrovati, siamo ad un altro appuntamento dedicato all'informazione sportiva. Mirko Villanova in studio e allora subito con il ricordarvi che c'è la nostra web tv www.venetoglobe.com, conglobata anche al sito e ad un streamingsport.it dove troverete tutte le nostre produzioni relative appunto al mondo dello sport. Per quanto riguarda la radio, l'audio, troverete il tutto su VG Radio, sempre abbinata alla nostra Veneto Globe. Per quanto riguarda invece il digitale terrestre, l'appuntamento è sul canale 95, canale che corrisponde per Veneto e Friuli Venezia Giulia a Caffè TV 24. Ogni sera 19:40-45 circa, e poi nella seconda parte di serata e il mattino nella primissima mattinata, la terza ed ultima edizione. Andiamo a vedere le principali notizie. Allora, ad Anterselva continuano i mondiali di biathlon. C'è stata la grande impresa di Dorothea Virer che nell'inseguimento femminile ha vinto il titolo proprio nella sua città, nella sua Anterselva, all'ultimo colpo con 23.000 tifosi in delirio totale. La Vitozzi è giunta soltanto 27esima. L'italiano Chamizo è invece il miglior lottatore del mondo. L'azzurro vince in rimonta il suo quarto titolo europeo e ora fa rotta su Tokyo 2020. Sconfitto per il tennis, sconfitto Seppi in finale a New York contro il britannico Edmund. L'italiano ha ceduto in 2 set ma guadagnerà nonostante tutto 18 posizioni salendo al numero 80 di classifica, ma soprattutto, e questa è la cosa più bella, sapendo che tra poco diventerà papà per la prima volta. Venezia, e siamo alla Final 8 di Coppa Italia per quanto riguarda il basket maschile, e Venezia finalmente mette la croce su un trofeo che gli mancava. Non aveva in bacheca la Coppa Italia e allora la formazione di De Raffaele è andata a prendersela battendo dopo una bellissima gara a Brindisi per 73-67, partita combattuta, partita molto interessante. Andiamo a sentire il commento dell'obiettivo come sempre De Raffaele. Steve first. Come dici tu? Io Prego. Io mi do il cappellino che sembro già abbastanza scemo senza. Ok, grande soddisfazione, non c'è niente che da dire, una grande soddisfazione perché credo che abbiamo giocato una grande Coppa Italia, soprattutto per come siamo arrivati con difficoltà, con senso però di grande umiltà da parte di tutti. Credo che la squadra abbia dimostrato ancora una volta quanto essere coesi e essere sulla stessa riga con tutto lo staff permetta poi di fare delle cose tecniche in campo di alto livello. Stasera abbiamo fatto un'altra grande prestazione difensiva perché tenere Brindisi a 67 punti, alla quale vanno i miei complimenti, perché come diceva Frank, intanto l'importante è esserci, poi è naturale che nella finale vince soltanto uno, ma ha solo perso, cioè non è sconfitto. E questo non lo dico per retorica, chi mi conosce lo sa. Quindi complimenti a Brindisi perché ha giocato un'altra grande Coppa Italia, complimenti ai suoi splendidi tifosi. Noi credo che però abbiamo giocato una partita difensiva veramente di alto livello, cercando di limitare molto bene, con tanti raddoppi, con tante rotazioni, alternando uomo e zona, e questo ci ha pagato perché poi tanti punti di Brindisi sono venuti ai tiri liberi ma pochissimi su azioni costruite. E devo ringraziare i miei giocatori perché veramente mi seguono in tutto, e quindi quando poi proponi delle cose tecnico-tattiche sul campo, se non hai questa connessione con i giocatori è impossibile farlo. Abbiamo scelto di riconfermare il gruppo che ha vinto lo scudetto e questo è quello che torna indietro quando tutti ci hanno criticato in maniera profonda, e queste critiche mi hanno fatto riflettere, mi fanno riflettere e continueranno a farmi riflettere. Ma detto questo, il ringraziamento va ai giocatori, va al club nella figura della proprietà, quindi Casarin, il patrono Brugnano che è il nostro primo tifoso, perché è una società che quando le cose non vanno bene si compatta senza proclami e soprattutto guarda alle persone prima che non ai giocatori o ai professionisti. Questo per noi ha sempre fatto la differenza in questi ultimi 4-5 anni e credo che continuerà a farlo, quindi dobbiamo goderci quest'epoca.
Complimenti alla squadra, complimenti alla società, ma complimenti anche a De Raffaele perché è un signor tecnico. E allora andiamo a parlare sempre di basket perché oggi è iniziato il raduno della nazionale, gli azzurri si sono radunati a Napoli in vista delle qualificazioni per gli europei del 2021. Giovedì Italia-Russia, domenica Estonia-Italia. Tra i convocati, lo ricordiamo, c'è anche il trevigiano marcato TVB Tessitori. Per il calcio, Lazio-Inter è terminata 2-1 ieri sera con la vittoria della Lazio e la vittoria della Lazio vuol dire riaperto il campionato di nuovo, insomma almeno per quanto riguarda la Juventus che rimane da sola nuovamente in vetta alla classifica, l'Inter sotto, la Lazio si porta vicinissima naturalmente alle posizioni che contano, le posizioni più importanti, ma continua una striscia positiva di vittorie incredibile. Campionato che, o meglio giornata che si chiude questa sera con l'ultima gara, quella tra Milan e Torino. Da un campionato all'altro, dal campionato di calcio al campionato di pallavolo femminile di A1, dove la 19ª giornata ha visto l'Imoco ieri sera in casa al Palaverde di fronte ad un ennesimo sold out nel big match contro l'Igor Gorgonzola Novara. Vittoria in 1 ora e 9 minuti circa per 3-0 ed è stata una vittoria importante come sentenzia anche coach Santarelli. Non a caldo, a caldissimo. Beh, direi che non c'è storia. No, non è vero, non è vero. Abbiamo giocato una buona gara. Io penso che questa squadra questa sera abbia mostrato una bella pallavolo, ma abbiamo dei margini importanti, perché in muro difesa non abbiamo fatto quello che avremmo potuto fare. Sono convinto che sia stata una bella prestazione quella di oggi, ma sono convinto che possiamo far di più. Sorriso, si gioca col sorriso, poi con questo pompero trascinato vai avanti anche se non vuoi. Sì, così è bello davanti a questo pubblico, è meraviglioso sempre giocare, se poi vinciamo 3-0 è ancora più bello. È un 3-0 che ormai è costante. Sì, forse ci stiamo abituando un po' troppo le persone, però secondo me questa cosa deve uscire dalla testa delle persone, non dobbiamo abituarci a questo 3-0, è la squadra che gioca bene a pallavolo, se poi viene 3-0 ben venga. Un bagno di applausi meritatissimi per Santarelli naturalmente ieri sera. Intanto Busto è passato a Caserta 3-0, Scandicci in casa ha vinto contro Chieri per 3-1. In Superlega il big match maschile tra Trento e Modena sempre per la pallavolo, 21esima giornata del campionato ha visto la vittoria per 3-1 di Modena, Civitanova in casa batte Vibo Valencia per 3-0, Perugia a Ravenna passa per 3-1, Monza batte Verona 3-2 al tie break e Cisterna batte Padova e questa è stata l'unica sorpresa della giornata 3-0. Nel weekend prossimo ci sarà la Coppa Italia, si ripartirà in campionato il 29. Nella A3 di pallavolo maschile per il Motta di Livenza arriva la trasferta a Fano e arriva la relativa vittoria per 3-0 e ora il 1° marzo Motta ospiterà Cuneo. In Serie C il team Spes Conegliano continua a vincere in casa, alla Zoppa Serena ha affrontato la Rolmac Trissino e ha vinto nettamente per 3-0. Il rugby non c'è stata la gara con i Dragons perché in Galles le condizioni di maltempo hanno fatto sì che la partita venisse rinviata. Lo si saprà con molta probabilità domani, insomma, quale sarà il giorno esatto in cui verrà recuperata questa gara. Intanto i Leoni hanno fatto allenamento giocando 10 contro 10 alla Ghirada e sono pronti a risalire e a rimontare in aereo per andare a Cardiff. Il maltempo dovrebbe essere un pochino più mite, un pochino più tranquillo appunto a Cardiff. Altra sfida di primaria importanza per il Pro 14. Torniamo al calcio, la Serie B, Pescara che perde in casa dalla Cittadella di Venturato che si risolleva per 2-1, il Benevento non lascia scampo nemmeno al Pordenone di Tesser battendolo per 2-1, pareggio invece a Venezia al Penzo tra Venezia ed Entella 2-2 e sapete la decisione di Gio Tacopina, quella di diventare presidente onorario ma interessarsi ugualmente di questa questione dello stadio. Stasera si chiude la Serie B con Chievo Salernitana. Nel
Nella Serie B femminile il Permac Vittorio Veneto a Perugia strappa un punticino con il 2-2 finale, un punto che però serve a poco. Domenica 23 Novese Permac per cercare di uscire dalle zone paludose della classifica. Andiamo sulla Serie C dove il Vicenza è a 58 punti al comando, gli altri risultati per le venete friulane: Fermana batte Padova a Padova 1-0, Triestina batte Vispesaro 4-0, Lanerossi Vicenza e Virtus Verona si spartiscono la posta 0-0. Stasera chiude il cerchio Reggiana Arzignano. Andiamo in Serie D dove in testa troviamo sempre il Campo d'Arsego con 54 punti nonostante la caduta proprio in casa contro il Cerlins Musane per 2-0, un po' a sorpresa. Segue il Legnago a 49. Villafranca Montebelluna ha decretato la prima vittoria del Monte, la prima vittoria tra l'altro di mister Lele Pasa. In eccellenza nel girone A il Giorgione ha pareggiato con il Garda per 0-0, mentre nel girone B, che è quello che seguiamo da vicino con le nostre telecronache, vi ricordo che potete trovare già sul nostro venetoglobe.com e su streamingsport.it la partita tra l'Eclisse Carreni Pievigina ed il Mar del Lago, finita 2-1 per quanto riguarda l'Eclisse. Noale San Donà finita 1-0 per il San Donà a Noale, Lia Piave Vittorio Veneto pareggio 3-3, Portogruaro batte Montello 3-1, Porto Mansuè batte Spinea 3-2 con 3 gol di Gnago, Robeganese Istrana 2-1 per l'Istrana, Union Pro San Giorgio Sedico non molle, San Giorgio Sedico rimane in testa alla classifica vincendo per 2-1 ed infine la Liventina passa sul campo dell'Union QDP per 4-1. La promozione nel girone D vede lo Pitergina in testa con 55 punti dopo la vittoria a Conegliano contro il Conegliano di Vanni Moscon per 1-0, c'era l'ex in campo Catelan. Per la promozione da segnalare anche che il Treviso Academy contro il Cavarzano non va oltre un pareggio fermo sul 2-2. Chiudiamo, stiamo per chiudere, basket in Serie A2 femminile, il Ponzano si è visto richiedere un posticipo a data da destinarsi dai Giants di Marghera, è stato accordato, quindi la partita verrà recuperata più avanti quando ci saranno disponibilità di date. Per la Serie B maschile invece nessun rinvio, la Ruker Sanve sabato sera ha battuto la Soresina ultima della classe di fronte al proprio pubblico al Palasystem di Saccon di San Vendemiano per 85-60. Ha perso Bernareggio e la Ruker così va a -2 dai Lombardi che domenica affronteranno Antenore Padova, un cliente mica da ridere, mentre la compagine di Mian sarà a Lecco contro la quarta della classifica. Ma andiamo a sentire Mian al termine della gara vittoriosa contro la Soresina. Attorniati dai bambini del settore giovanile della Ruker al termine di questa partita che la Ruker ha attaccato dal primo minuto, era solo una partita in cui si poteva combinare casino, invece l'avete attaccata dal primo minuto e vinta tranquillamente. Cosa mi racconti, coach? Ma hai ragione, nel senso che, intanto buonasera a tutti, quando giochi partite del genere io in spogliatoio ho dato A degli obiettivi e B mi sono raccomandato molto la testa, nel senso che come approcciavamo, come la indirizzavamo e sono stati bravi, ok? Adesso non sto a spiegare gli obiettivi con la squadra e robe del genere, però secondo me è molto importante porsi degli obiettivi per avere qualcosa di stimolante, con tutto rispetto, perché loro comunque è una squadra che è andata a Vigevano e a 5 minuti alla fine era sotto di 2, altre partite comunque le ha giocate fino alla fine, però siccome conosco la testa dei ragazzi e so che l'approccio quando giochi con l'ultima classifica è sempre un po' così, sono stati molto bravi. Adesso comincia, dopo aver fatto un girone di ritorno importantissimo, perché ricordiamo che siamo a 5 vittorie consecutive, ma adesso comincia un momento della stagione davvero bello da giocare, immagino, stimolante, ma anche delicato da un punto di vista tecnico. Lecco in trasferta, arriva Bernareggio, le Final Eight di Coppa Italia. Come si approccia un momento così importante della stagione? Ma guarda, come abbiamo approcciato fino adesso, una partita alla volta, non vado a pensare alle finali di Coppa Italia, le penso quando dopo la partita con Bernareggio. Adesso pensiamo a Lecco che si è rinforzata, ha preso 2 giocatori nuovi, adesso è diventata una squadra che sta dando fastidio a tutti e andare a giocare in quel campo lì non è facile. Sarà una partita
contro, secondo me in questo momento qua, una delle migliori squadre e anche di quelle più in forma. Spero di riuscire a recuperare un po' tutti e dovremmo, non so Tassinari, ma dovrebbe cominciare ad allenarsi dalla prossima settimana. Adesso vediamo Gatto e Tognacci cosa hanno, speriamo niente di che, ma non abbiamo paura, nel senso che chi siamo andiamo e sapendo che sarà una partita molto tosta. Bene, questo per quanto riguarda Mian e per quanto riguarda la sua Rucker Sambe. Bene, abbiamo concluso, noi ci risentiamo domani, altre notizie, altri appuntamenti, altre interviste sempre su venetoglobe.com. Buona giornata a tutti voi.